Cristina santa subito. Oh, meraviglioso. Sono in tenuta da casa, Chuck 1, prima puntata di Cristina in cucina. Tipica casalinga leopardata, truccata, appena tornata a casa da... sembra che abbia i corni. Sono indemoniata. Oggi facciamo le svizzere. Dice sì, anche hamburger svizzere, sì, sono queste. E che uno deve essere la pizzaiola, gli altri due ai peperoni. Devo fare un'insalatina con questo finocchio e 2 peperoni, tanto per mangiare un po' salubre, sanitario, sano, sì, dai. Benvenuti, non si vede una minchia, benvenuti nella mia splendida cucina, super lusso, extra lusso, che fa tutto lei praticamente. Cominciamo accendendo il fuoco. Accendiamo il fuoco, che ovviamente non si accende, perché ovviamente se qualcuno chiude il coso, la valvola del gas, che non esce fuori il gas, il fuoco non si accende, quindi accendiamo il fuoco, il gas, un attimo, ecco, ora va. Cristina disse fuoco e fuoco fu. Fuoco basso, così risparmiamo. Lo metto di qua, un attimo, aspetta. No, allora, fantastico, meraviglioso. Queste, guardate, sono le manopoline che ho preso insieme alla Ines. Ciao. Sono bellissime. Oddio, mi si brucia tutto. Una domanda. Avevano la pellicina, no? La pellicina quella di plastica. Dovevo lasciargliela, dovevo togliergliela. Dovevo lasciargliela o togliergliela. Dovevo lasciarle così, no? Perché poi si brucia la pellicina di plastica, no? Vabbè. Qua frittega tutto. Frittega, voce del verbo frittegare. Tempo presente. Quinta, decima. Qualcuno mi chiama. Ovviamente si è quasi bruciato tutto. Aiuto. Io intanto mi lavo lo peperons, che mi taglio, mi faccio l'insalatina. Io taglio il peperone. Ovviamente non vedrete né me né il peperone. Ammirate la mia felpa. Io ve lo giuro, mangerei solo questi e basta. Però il problema è che non so se è normale, ma faccio fatica a digerirli. Lavo anche l'altro e lavo anche il finocchio. Ma perché io devo bestemmiare anche quando devo fare da mangiare? Me lo spiegate? Cioè, intanto le svizzere si sono bruciate. Quindi oggi il menù è svizzere bruciate con peperoni tagliati da culo e finocchio. Penso che il finocchio sia l'unica cosa sana da mangiare oggi. Ho il raffreddore. Trema tutto. Io taglio. Terremoto. Siamo soli io e te. Chiudi questa stanza. Spero solo che tu mi dia ancora un'altra speranza. L'avete mai sentita questa canzone? Prendo un piatto. No, il finocchio no, la forchetta. Prendo le 3. Ovviamente io, cioè, ragazzi non ci siamo. Ho preso il piatto fondo per metterci la carne.
No, non si fa. Condisco crema all'aceto balsamico, sarebbe la glassa. Ok, un po' di olio. Fanno sì, non ci posso credere. Guardateli! No, basta, io non ho più, cioè non ho più parole. Allora, 3 svizzere più mega insalatona, peperoni e finocchi. Buon appetito! Con modalità tipicamente mafiose spiegano da subito gli inquirenti che oggi sono riusciti a dare una svolta alle indagini. Da Cristina e dalla sua cucina è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. And you wanna shake, 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 shake it up,